Da un'isola che chiude e rimane deserta ad una piazza aperta come quella del Duomo che si affolla, cause ed effetti delle nuove misure anti-assembramento messe in campo nel fine settimana a Padova per evitare folle di persone. Se il senso unico pedonale tra Corso Umberto e via Roma sembrava funzionare diluendo le presenze nel centro storico, la chiusura dell'isola Memmia ha funzionato sì per la zona del Prato, ma ha portato molti giovani a darsi appuntamento in altri luoghi della città, come le piazze o il Duomo, dove si concentrano un gran numero di bar con plateatici. Soltanto personalmente sia sabato che domenica a verificare fa una certa tristezza vedere l'isola Memmia vuota. Per ragazzi la salute viene prima di qualsiasi cosa. La chiusura dell'isola Memmia era stata decisa anche per evitare episodi sgradevoli come la rissa scoppiata la scorsa domenica e per fortuna in questo fine settimana non si sono registrate tensioni tra gruppi di giovani. Tuttavia, complice il bel tempo, le strade del centro sono state affollate da giovanissimi e famiglie che si sono riversati nei negozi e nei locali. Penso l'isola Memmia continueremo ancora. Sono forze dell'ordine che hanno presidiato e ringrazio per la collaborazione dietro il Duomo perché non si è dedicato nessun problema. Bisogna stare attenti, tutti quanti. Si pensa già al prossimo fine settimana e alla riconferma delle misure per Prato della Valle, con un occhio di riguardo anche per altre zone critiche della città che potrebbero sottostare a delle restrizioni per contenere gli assembramenti. Se si dovessero verificare situazioni analoghe, ovviamente esiste il regolamento che prevede un provvedimento di questo genere, sempre per la tutela della salute pubblica.